Castione è un quartiere in lutto, è lì che Claudio Dal Ponte viveva assieme alla sua fidanzata ed è dalla sua casa che ieri mattina era partito in sella alla moto per andare a fare un giro verso l'Alpago. Attorno alle 11 lo schianto, la moto guidata dal giovane si è scontrata frontalmente contro una Volkswagen T-Rox. L'impatto ha sbalzato il trentenne finito sul prato che costeggia la statale di Alemagna. Un mazzo di fiori è stato lasciato su questo lampione, è qui che ieri ha perso la vita Claudio Dal Ponte, il trentenne bellunese. In sella alla sua motocicletta si è scontrato con un'auto qui proprio sulla statale di Alemagna, all'altezza di questo incrocio che conduce a Vic di Ponte nelle Alpi. Qui siamo in località Lizzona. Oggi questo segno di lutto stride con i festoni colorati che hanno da poco salutato il Giro d'Italia. Il cuore di Claudio Dal Ponte ha smesso di battere poco dopo l'arrivo dell'eliambulanza del SUEM e dell'ospedale di Belluno. Sotto shock la fidanzata e la famiglia del giovane. Era stato il papà di Claudio a trasmettergli la passione per la moto sulla quale saliva non appena aveva tempo libero. Claudio lavorava alla Cafiero di Limana che produce astucci per occhiali. Era un lavoratore preciso e sempre disponibile con i colleghi, ricorda il titolare. Le indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente sono al vaglio della polizia stradale. Nello schianto è rimasta coinvolta un'altra vettura, gli occupanti di entrambi i veicoli sono stati portati al pronto soccorso per accertamenti e solo uno di loro, un padovano di 69 anni, è stato trattenuto in osservazione per gli esiti di una frattura composta allo sterno.